Oh, benissimo, andiamo ad esaminare come due alfieri riescono a dare scacco matto. Ecco, qui ancora una volta vediamo come l'alfiere è superiore al cavallo. Perché ci teniamo più a tenere l'alfiere piuttosto che il cavallo? Perché due alfieri possono dare scacco matto, un alfiere e un cavallo possono dare scacco matto, ma due cavalli non riescono a dare matto, quindi paradossalmente il nostro avversario può essere in vantaggio di due cavalli, ma la partita anzi, finisce patta. Andiamo a vedere come giocare d'alfiere. Non è poi così difficile, l'importante è capire la teoria. Anzi, questo finale è molto facile da capire, anche se non sembra, adesso vediamo. Allora, i due alfieri sono molto scordinati e non chiudono alcun tipo di via al re avversario. Quindi gli alfieri si muovono ovviamente tramite le diagonali e andiamo subito a fare la nostra prima mossa, che sarà quella che avrà lo scopo di chiudere la maggior parte della scacchiera dell'avversario. Alfiere e 5. Subito il nostro alfiere va a creare una specie di barriera e di campo, e la possibilità di movimento del re nero quindi si stringono. Ovviamente la mossa spontanea che viene al nero è quella di andare a catturare l'alfiere in E5. Ora lo dobbiamo ritirare, ma in che modo dobbiamo farlo? L'alfiere va in G3, creando così due alfieri su case affiancate che pongono una linea invalicabile al re, quindi il re non può andare più a sinistra della scacchiera, ma è costretto solo ad andare alla destra di questa. Quindi re F5 cercando di andare ad attaccare gli alfieri, e ora con la mossa alfiere F3 viene impedito al re di andare ad attaccare gli alfieri in questo modo, quindi questi alfieri ora sono praticamente invulnerabili. Quindi al re nero non rimane solo che fare, diciamo, mosse inutili, dato che non può creare degli attacchi, deve solo rimanere in difesa. Andiamo con re C2, re F5, continuiamo a fare avanzare il nostro re D3 e re E6. Cerchiamo di capire però con quale criterio vanno effettuate queste mosse del nostro re. È vero che dobbiamo incominciare a mettere in gioco il nostro re bianco, ma con quale criterio? Allora, osserviamo, secondo la teoria, qual è la nostra diagonale più corta sotto controllo. Ovviamente la più lunga è quella che va da H1 ad A8, mentre la più corta è quella che va da H2 a B8. Quindi questa è la diagonale più corta. Quindi il nostro prossimo obiettivo sarà, in accordo quindi con la teoria, di dominare la diagonale ancora più corta, quindi H3, C8, andare sempre a prendere diagonali più corte. Tuttavia, prima di eseguire alfiere G4, ci dobbiamo assicurare che il re nero non possa sfuggire, quindi per esempio non possa andare a sinistra, quindi dobbiamo cercare prima di chiudere il re avversario, quindi di chiudere il re avversario a sinistra col nostro re, in modo tale che al momento giusto potremo cominciare ad attaccare anche con gli alfieri. Quindi il nostro scopo sarà quello di impedire al re nero di sfuggire a sinistra e di mantenerlo nell'angolino. Andiamo avanti, quindi re D4, re D7, re D5, re C8, re C6, re D8 e finalmente possiamo fare la nostra mossa alfiere G4 e la missione è stata compiuta. Ecco, questo è, diciamo, il ragionamento che dobbiamo fare.
quello di man mano andare a controllare sempre la diagonale più corta e allo stesso tempo impedire le vie di fuga del re avversario col nostro re. Ok, continuiamo ad andare avanti. Ovviamente re e7, e ora possiamo muovere anche l'altro alfiere controllando una diagonale ancora più corta, h4 d8. Ovviamente siamo in scacco, re f7, re d6 che va a chiudere sempre l'avversario, re d6, re e7, re g7, e ora abbiamo finito di controllare le case, le diagonali più corte. Quindi come agire adesso? Il nero andrà ovviamente in re h6, andrà a cercare di catturare i nostri alfieri. Tuttavia con alfiere f7 rimane la casa in h5 inaccessibile per il re nero. Quindi alfiere f7, il re va in g7 e noi dobbiamo cercare sempre di chiuderlo. Ora il re non può andare neanche più in h6 con alfiere g5, re h7, e attenzione a queste mosse che possono portare a uno stallo, quindi bisogna sempre assicurarsi che il re nero abbia una casa di fuga. Re f8, re h8, e per esempio se adesso alfiere g6 si ha uno stallo, quindi bisogna assicurarsi che il re nero riesca a fuggire. In questo caso alfiere e6, re h7, alfiere f5 scacco, re h8 e alfiere f6 scacco matto. Quindi riassumendo, bisogna cercare di portare il re nell'angolino creando una barriera di alfieri che vanno pian piano a controllare sempre diagonali più corte e cercare alla fine di dar matto facendo bene attenzione a non fare stallo.